Va ora in onda Grafologia con Renato Pasqualotti. Impara a conoscerti dalla tua scrittura. Un saluto a tutti i telespettatori, ai radioascoltatori, da Renato Pasqualotti, il grafologo, Radio Conegliano, Veneto Globe. Oggi tratto un argomento importante che riguarda la vitalità della persona. Noi tutti sappiamo che per vitalità in genere intendiamo la grinta che una persona ha o non ha, quella disponibilità all'azione. Spesso chi ha vitalità è un iperattivo. Come la troviamo noi nella scrittura, questa caratteristica dell'individuo? Possiamo dire che comunque riguarda il temperamento, quindi è qualcosa di congenito, qualcosa che non si va ad acquistare, non si va ad acquistare energia. Posso acquistare una bibita energetica che mi dà un'illusione momentanea di un'energia, ma questo quantum che è dentro di noi deriva sicuramente dal nostro temperamento. E noi questo lo vediamo dalla scrittura, perché la scrittura, dice Paraferri nel suo testo, di sua natura è un pensiero, è un sentimento esternato o comunicato, non attraverso segni fonetici, ma grafici. Una comunicazione quindi che pone in diretto rapporto l'io scrivente con il tu, che in questo caso è anche il termine dell'azione, della comunicazione. Ecco che quindi questa energia non rimane sull'individuo, ma viene trasferita all'esterno. Chi ha forza diventa combattivo, può diventare aggressivo, può diventare invadente, può diventare dominante nei confronti dell'altro e dell'ambiente. Oppure potrebbe trattenere tutta l'energia per sé, un'energia che implode all'interno dell'individuo e può creare dei disturbi a livello psicologico. Tutto questo noi lo vediamo dalla scrittura. E come lo vediamo? Lo vediamo dal tracciato che lo scrivente fa, cioè da come lui si impone, come lui calca sul foglio. Sappiamo sempre che l'impulso parte dal cervello, viene trasferito alla muscolatura del braccio, al bicipite, che in questo caso, se c'è forza, preme sul foglio. La pressione, quindi, noi la possiamo vedere se abbiamo a che fare con un testo originale, sfiorando sotto il foglio e sentendo se questo solco si è realizzato. Ma anche il solco va comunque interpretato. In che modo? Se questa pressione è uniforme, molto calcata quindi, e omogenea, noi troviamo un segno che in grafologia viene chiamato grossa, quindi un segno forte, un segno pesante, c'è un impastoiamento, si dice, della scrittura, è omogenea. Molto spesso questo segno si accompagna con una scrittura elementare, di per sé chiara perché la scrittura elementare, come tutti noi sappiamo, quando impariamo a scrivere, tutti impariamo a scrivere nello stesso modo, quindi la lettera è chiara, che sta a significare anche semplicità di temperamento, di idee, di cognizione. Ecco qui, quindi quando c'è questa pesantezza, questo mi indica la rudezza dello scrivente. Scrivente che difficilmente è un emotivo, forse è un buono, non c'è dubbio, si emoziona soltanto in situazioni estreme e lì poi piange disperatamente. Cosa abbastanza assurda, diciamo noi, perché in questo caso noi vediamo una persona non emotiva. Non c'è quindi il controllo laddove si supera una certa soglia. Ma la vera e propria energia la troviamo in un segno che è leggero quando è ascendente, quindi nel tratto verso l'alto. Diventa invece pesante, pressato, si intozza nel tratto discendente. Questo segno in grafologia si chiama intozzata primo modo
È un segno importante per stabilire questo quantum energetico dell'individuo che può realizzarsi sull'altro. È indice di una ricerca di una propria autonomia e di comando. Quindi troveremo una persona, un leader, una persona portata a gestire questa energia sull'altro, alle volte in modo eccessivo, in modo autoritario, oppure in modo coinvolgente. Come sempre, io vi ripeto che è fondamentale capire se questi segni si accompagnano ad angolo, quindi aggressività, reattività, oppure al segno curva, che come sempre, vi ripeto, essere il segno dell'altruismo, della generosità. Quindi questa energia, questo quantum, questa voglia di essere, può essere portata al dominio, nel caso di angolo, oppure al coinvolgimento, nel caso di curva. È importante stabilire questo nel momento in cui magari vogliamo creare un ambiente di lavoro dove stiamo cercando questa persona che abbia la possibilità del governo, del comando, abbia una certa autorità sul gruppo di lavoro. Ecco che quindi intozzata primo modo è un segno molto importante per capire la vitalità e per capire come viene gestita dall'individuo, perché questa energia è una forza centrifuga che va dall'individuo all'esterno. Quando il tratto invece è molto più delicato, è sottile, è come un filo di seta. Il segno si chiama filiforme. Qui c'è una mancanza di energia fisica, c'è delicatezza d'animo, c'è una grande sensibilità, un'esigenza di un ambiente attorno calmo, comprensivo. Questa persona cercherà l'ambiente e cercherà soprattutto l'appoggio. Non ha l'energia, la capacità di gestirsi in un modo autonomo. Anche qui, quando noi dovremo collocare questo tipo di persone in un ambiente di lavoro, dovremo pensare che questa persona avrà sempre bisogno di una collaborazione, di un aiuto, di un ambiente sereno. Il tratto, quando poi, oltre a essere così sottile, quindi come un filo, ovviamente dipende dal grado, più sottile e omogeneo è, più queste caratteristiche sono precise sull'individuo. Il segno può essere accompagnato da un ritmo, da una scrittura fluida, leggera, scorrevole. Ecco che allora il segno si chiama fine. Ancora più evidente è questa delicatezza d'animo. Queste scritture le troviamo molto spesso negli ecclesiastici, nelle suore oppure nei sacerdoti, questa finezza d'animo, questa delicatezza. Anche il calibro, quindi l'altezza della scrittura, è tendenzialmente piccolo, perché queste persone sono molto attente al particolare, sono estremamente suscettibili e sensibili. Quando poi questa pressione va a collocarsi in posti strani, cioè quindi non soltanto nel tratto discendente della lettera, soprattutto delle lettere come la L, come la T, che hanno questa sopraelevazione, oppure lettere che vanno sotto il rigo, come la G, come la lettera P, come la lettera Q. Teniamo sempre presente che simbolicamente ciò che sta sotto il rigo riguarda l'ambiente degli istinti, ciò che va sopra il rigo riguarda gli ideali, le ambizioni, la presunzione, la voglia di emergere. E quindi là dove va a collocarsi questa pressione, noi vediamo l'incisività con cui l'individuo realizza o vorrebbe realizzare i propri istinti o vuol raggiungere i propri ideali, la propria ambizione. Se quindi la pressione va a collocarsi in posti diversi, come per esempio il tratto ascendente, sta a significare che l'impatto, cioè la lettera è l'io, quindi c'è questo atteggiamento di tipo aggressivo fin dall'inizio della propria espressione.
Quindi si esprime nell'ambiente in un modo irruento, aggressivo, invadente. Magari poi l'energia si riduce e quindi un po' si ricrede di questa sua esigenza di autonomia, questa esigenza di comando. Però il primo impatto dà sempre un atteggiamento così irruento, così determinato, cioè la persona che vuole autoaffermarsi fin dall'inizio. Se poi l'ispessimento riguarda il collegamento, che in grafologia si chiama risvolto, cioè il collegamento tra una lettera e l'altra, teniamo sempre presente che la prima lettera è l'io, la seconda lettera è il tu, riguarda la relazione, cioè come l'io si relaziona con il tu, è in positivo, si chiama questo segno pressione spostata, non è al suo posto, quindi anche qui definisce l'imposizione, cioè la grinta con cui l'individuo si propone all'altro o alla società, comunque all'ambiente esterno. Sono segni importanti, sono segni che indicano quindi questa energia. Molto spesso questa energia, quando implode, porta con sé un segno rovesciata, cioè l'inclinazione delle lettere non è verso destra, questo sarebbe l'andamento naturale. Noi occidentali scriviamo iniziando da sinistra e andiamo verso destra. Sinistra per noi è il passato, la destra per noi è il futuro, quindi questo è l'andamento naturale. Se l'andamento, comunque pur procedendo verso destra, ha come una calamita, una forza che mi riporta, quindi ho una pendenza contraria, che sappiamo è un atteggiamento di precauzione, di prevenzione, ecco che in questo caso l'energia non si sviluppa tranquillamente e onestamente verso l'altro, ma implode su se stesso. Quindi c'è un controllo da parte dello scrivente nella gestione di questa energia. C'è un atteggiamento di prevenzione, di scelta, è discriminante, per cui lo scrivente si realizza con un certo tipo di persona piuttosto che con un'altra, ma molto spesso implode. È un'energia che è opportuno che venga ben gestita, perché se implode all'interno può portare a malattie psicosomatiche o addirittura a problemi psicologici che sconfinano poi nell'aggressività difficile da gestire, con psicosi che possono portare a una malattia psicosomatica o comunque a una difficoltà di gestione di tipo psichiatrico, con la necessità magari di una terapia particolare o con psicofarmaci. Allora abbiamo capito ancora una volta che la grafologia ci dà molti segnali importanti, e a seconda di come noi vogliamo collocare lo scrivente, possiamo vedere queste caratteristiche, se sono sfumate, se sono equilibrate. Dobbiamo sempre tener conto che un segno non vale mai per sé, deve essere sempre combinato con altri segni per conoscere esattamente le potenzialità dello scrivente. Quindi dobbiamo essere attenti a non essere così categorici e a pensare che laddove è grossolana, quindi il segno è ben marcato, abbiamo a che fare con una persona rude. Quando troviamo un segno leggero non possiamo dire che questa persona è incapace, perché non ha energia, perché l'energia alle volte non la troviamo dal punto di vista fisico, ma la possiamo trovare dal punto di vista psicologico. Ci sono in questi casi altri segni che determinano la forza di volontà dell'individuo e anche la capacità di resistere. Quindi siamo su un piano più spirituale di sensibilità, piuttosto che su un piano pratico di energia, di comando, di coinvolgimento. Ecco, con questo io saluto tutti i miei radioascoltatori, i miei telespettatori. Parleremo la prossima settimana di un argomento ancora importante che riguarda la capacità, l'ampiezza mentale dell'individuo.
Quindi ritorneremo ancora ai segni fondamentali che sono curva oppure angolosa. Una buona giornata a tutti da Renato Pasqualotti, Radio Conegliano, Veneto Globe. Avete ascoltato Grafologia, un'esclusiva Veneto Globe e RC Radio.